Benvenuti alla puntata di Pasqua di Chiesa e Città. Siamo in compagnia del Vescovo Monsignor Enrico Trevisi, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, e siamo anche in compagnia di Mario Ravalico, che è il responsabile del gruppo Amici di Don Francesco. Si parla di Don Francesco Bonifacio. Buonasera. Grazie Ravalico per essere tornato nei nostri studi. Non è un caso, no, che si parli nella puntata di Pasqua della figura di Don Francesco. Sì, a me è venuto un pochino questo, che parliamo di un Don Francesco che è morto, ma noi lo pensiamo vivo nel Signore. Per cui noi nella Pasqua ricordiamo il Signore Gesù che è stato ucciso sulla croce, eppure risorge. Ma questo è il destino di tutti noi. E Beato Francesco Bonifacio è una persona della nostra terra che ha seguito, ha vissuto il Vangelo, lo ha testimoniato in tempi certamente difficili, ma anche noi oggi ci lamentiamo che siamo in tempi difficili. Ebbene, ahimè è stato dalla cattiveria umana anche sottoposto al martirio, e noi lo celebriamo come vivo, lo celebriamo nella pienezza della vita. Per cui, sì, per dare una caratterizzazione pasquale a questa nostra trasmissione è venuta l'idea, parliamo di un nostro testimone, parliamo di un nostro martire, parliamo di un qualcuno che la fede l'ha vissuta sul serio, non si è tirato indietro, ed è un segno di amore e di riconciliazione anche tra i popoli e tra le culture che talvolta sono ancora in guerra. Ravalico, in aprile, no? Don Bonifacio venne, qual è l'esatta definizione? Sì, proprio? 10 aprile venne incaricato del primo luogo di ministero a Cittànova, era stato del 37, era stato fatto sacerdote il 30 dicembre del 36, rimase qualche mese tra Pirano e la sua cittadina, ma soprattutto a Capodistria, dove c'era il seminario minore e curava un po', seguiva i ragazzi più giovani, e verso il 10 di aprile arriva la nomina di andare a Cittànova, una cittadina per molti versi simile alla sua Pirano, contadini, pescatori, marittimi, artigiani, e quindi non c'è stata molta differenza. Lì rimane per 2 anni, in aiuto al parroco che c'era, Monsignor Chierego. Noi abbiamo conosciuto, cioè, la storia di Don Bonifacio era fondamentalmente poco nota, almeno devo dire la verità, anche, forse magari sbaglio, però non se ne parlava poco fino al momento della beatificazione. È giusto o ricordo male io? No, purtroppo è giusto. E se ne parlava poco. Allora, non se ne parlava nulla fino al 96. In Istria, fino al 96, chi parlava di questa cosa rischiava la prigione sicuramente, ma anche la vita. Ma anche a Trieste, penso al seminario, dove c'erano insegnanti, molti sacerdoti che erano stati in Istria, nessuno ne parlava. E quindi rimase un po' sottotono. Soltanto poi col momento della beatificazione iniziò un certo interesse, che via via nel tempo, fino ad oggi, è aumentato di molto. C'è, no, tutta proprio una teoria, una schiera di religiosi che hanno subito la stessa sorte di Don Bonifacio e che ancora continuano a subirla. Sì. È proprio il concetto sciagurato di in odium fidei. Sì, noi sappiamo che anche contemporanei di Don Bonifacio ci sono stati dei martiri, sia in quella che oggi è la Slovenia, come sì, la Croazia, che hanno testimoniato la loro fede in contesti di opposizione, di odio. E questa cosa va avanti ancora ai giorni nostri. Se pensiamo come in tante parti del mondo i cristiani sono ancora oggi perseguitati. E questo un po' a me fa molto pensare. Noi qui abbiamo la libertà di professare la nostra fede e abbiamo la fatica di tanti giovani, di tanti uomini e donne nel coltivare la propria fede. E invece in altri paesi dove non c'è questa libertà abbiamo persone che mettono a repentaglio la vita, se pensiamo
a tutti i religiosi, le religiose, uomini, donne, catechisti, in Nigeria piuttosto che ad Haiti, piuttosto che in altre parti del mondo, che testimoniano la loro fede. Mi verrebbe da dire, ma forse non è questo il contesto, anche alcune persone che approdano anche a Trieste, che sono cattolici, si stanno formando delle piccole comunità che provengono da paesi dove non c'è la libertà religiosa e sono perseguitati. Magari non ufficialmente dallo Stato, ma nelle zone rurali sono fortemente perseguitati e per paura scappano. Questa è una storia dei nostri giorni. Viviamola anche come la sollecitazione a recuperare, ma per me la fede e la fede nel Signore risorto, la fede in un Dio che dà la vita, che posto ha nella mia vita oggi? Oppure se la considero una delle tante cose un po' mediocri, ecco che allora resto un po' perplesso e vivo la mia fede che poi non riesce più a dare sapore alla mia vita e resta una cosa magari da bambini, di quando si era bambini. Io penso che la sfida sia quella invece di recuperare una fede da adulti che porta anche al coraggio di cogliere che ci sono delle ragioni grandi per vivere e addirittura per morire per una vita nuova. Perché si arrivò al martirio di Don Bonifacio? Questa è una bella domanda. C'è una risposta nel documento che prepara il postulatore in vista della beatificazione. Nella lettera che manda al Papa, il Santo Padre Benedetto, poi chiude con queste, le parole non sono esatte perché non ho il testo qui, ma dice che tutti coloro che erano ai vertici del potere, i cosiddetti allora poteri popolari, erano infastiditi perché tutta la gioventù della zona seguiva Don Francesco. Ed era una delle poche cappellanie, era addirittura non da Cittànova ma a Crassiz, allora Villa Gardossi, in mezzo alla campagna, tra gente che non sapeva né leggere né scrivere. E questo fatto infastidiva. In una riunione del Comitato Popolare jugoslavo decisero è meglio colpire il pastore che disperdere il gregge. Poi il gregge non si disperse in realtà, però è una decisione che presero. E il postulatore chiude con questo, che il suo grande amore e il suo ascendente sui giovani aveva fatto sì che i giovani frequentassero tutte le iniziative che lui faceva per tenere insieme questa gioventù, ragazzi e giovani, e questi non frequentavano le iniziative che l'organo giovanile del Partito Comunista, lo SCOI, organizzava, erano deserte e questo creò, per cui bisognava eliminarlo. Ecco, questo era, quindi era un progetto già ben pensato, studiato, che poi si realizzò attraverso un tranello il giorno in cui l'11 settembre lui andò a Grisignana a incontrare un sacerdote suo confratello 10 anni più giovane di lui che aveva seguito il seminario a Capodistria e poi nel ritorno questo tranello si realizzò con il rapimento e la sparizione e da quel momento poi non si seppe più nulla di lui. Fu difficile si chiama il processo di beatificazione, mi pare che si dica così, no? Sì, e diciamo che è una cosa un po' particolare perché appunto non è più stato trovato il corpo, il cadavere del Beato Bonifacio, per cui questa cosa è un po' del tutto particolare. Ma però la ricerca storica ha portato che coloro che l'hanno ucciso hanno confessato, perlomeno alcuni di questi, e pertanto c'è la prova documentale della sua morte, anche se non siamo riusciti ancora a trovare i resti mortali. Ma su questo è Mario Ravalico che è più esperto, io non ero ancora arrivato qua a Trieste. Sì, venne infoibato. Mi permetto però di aggiungere questo a quello che diceva Monsignor Vescovo. Il processo durò 52 anni, una cosa enorme, ma perché in questi 52 anni successe di tutto. La Jugoslavia ruppe i rapporti con la Santa Sede, i rapporti diplomatici, cambiò la circoscrizione ecclesiastica delle diocesi di allora. Ricordo che la diocesi di Trieste Capodistria partiva da Postumia, arrivava qui, andava fino oltre Pisino, quindi 3/4 dell'Istria, quindi cambiò questo. Poi ripresero a fatica negli anni 70 i rapporti diplomatici, per cui il vescovo di allora fu consigliato di tenere sottotono l'indagine. Per cui ecco, tutto questo ha creato, ma non erano motivi impliciti nella vicenda di Don Francesco, ma
determinati dalle situazioni del contesto politico. Ecco. Ma venne infoibato o si suppone? Perché... No, ecco, questa è un'altra delle cose che io mi sento in questa occasione di dire, ma non perché la smentisco io. Giustamente diceva il Vescovo, il corpo non è mai stato trovato, ma nessuno ha mai visto, è stato testimone oculare di quello che è successo. Quindi non c'è un testimone e non c'è il suo corpo, sono due elementi fondamentali per avviare il processo di canonizzazione. E invece lo hanno avviato ugualmente perché dopo 30 anni uno degli uccisori confessò non al tribunale diocesano ma a terzi e poi sotto giuramento venne riportato quello che successe. Soprattutto il dato più importante è come nel momento del martirio Don Francesco perdonò ai suoi uccisori, dicendolo per 3 volte, chiedendo perdono a Dio per 3 volte. E questa è la cosa secondo me più importante. Non disse mai dove l'hanno ucciso, il punto esatto, e non disse mai nemmeno dove il corpo è stato. Sono tutte supposizioni. Nella posizione si legge ho sentito, mi sembra di aver saputo, ma non c'è nessuna precisazione su questo. In base a una legge che il Parlamento croato ha votato nel marzo del 2011, nel 2014 sono partite le prime timide ricerche. Lascio tanti passaggi, ma in una delle discese che la polizia croata di Zagabria ha fatto nella foiba dei Martinesi, che dicevano come luogo possibile in cui il suo corpo sarebbe stato trovato, hanno trovato dei resti, io avevo le fotografie di quello che c'era sul fondo, che ho fornito alla polizia, e i resti, fatto il DNA, dichiara la Procura della Repubblica che non sono compatibili con quelli di Don Francesco, quindi in foiba non è mai stato gettato. Perché, chiedo scusa di una domanda che potrebbe sembrare degna di altre trasmissioni, cioè se si arriva a confessare per quanto come dire, come ha detto lei, ma se uno confessa perché non si sa dove siano finiti i resti, eccetera? Perché chi ha confessato non ha detto dove sono andati. Anche perché il sistema che usava allora chi governava l'Istria era un sistema a catena. La decisione di uccidere la prendeva una persona o un ente, una struttura. Eseguiva questa decisione altri che non sapevano che l'aveva presa. E poi chi provvisoriamente dava definizione a quella decisione erano ancora altre persone. Per cui in questa catena sfuggono tutti i passaggi intermedi. Ho capito. Sono storie ancora pesanti, no? Hai voglia di dire, sì. Sono passati... Sì, sono storie pesanti, però a mio parere per noi oggi sono storie anche che ci devono ridare il coraggio di una testimonianza, il coraggio di camminare in quella medesima prospettiva per la quale ci sono delle ragioni grandi per le quali noi non assecondiamo i prepotenti di turno. Perché? Perché noi abbiamo il Vangelo, perché noi crediamo nella vita eterna, perché noi crediamo in una fraternità che non è soltanto il destino nell'aldilà, ma anche qualche cosa che possiamo anticipare nell'oggi. E per cui la vita del Beato Francesco Bonifacio è una testimonianza pasquale. Certo, c'è anche il sacrificio, fino anche talvolta al dono della propria vita, ma per fare in modo che nell'oggi ci sia un amore che vince la violenza, la cattiveria, la morte. Ed è questo l'augurio pasquale che mi piaceva rimandare a tutti, di non temere se ci sono a volte delle fatiche, se questi tempi sono un pochino tristi. Prima di noi, se ci guardiamo, ci sono stati tempi ben peggiori. Se guardiamo il mondo intero, capiamo che ci sono ancora tante guerre e tante cose spaventose che ci fanno venire dei timori. Ma la strada giusta è quella del Vangelo, la strada giusta è quella del coraggio del Beato Francesco Bonifacio con tutti i ragazzi, i giovani, le famiglie che seguivano il Vangelo. Ed è anche a loro che noi dobbiamo onorare il dovere di continuare il culto, l'onore per il Beato Francesco Bonifacio. Io testimonio che quando vado nella cattedrale di San Giusto e accompagno magari qualcuno che è venuto a visitare, parlo di San Giusto e poi porto lì in quella cappellina del tesoro dove ci sono alcune reliquie che non sono le reliquie delle ossa, ma sono invece
il suo breviario che aveva in mano quando l'hanno rapito ed è stato poi restituito in modo misterioso dai suoi rapitori. Per cui, proprio per dire, una chiesa fondata sulla fede dei martiri San Giusto e sulla fede dei martiri il beato Don Francesco Bonifacio, una fede nostra che deve essere coraggiosa anche nell'oggi. Che cosa fa il gruppo Amici di Don Francesco Bonifacio? In realtà niente di straordinario, diciamo dal 2000, ma è già importante questo, dal 2012, quindi ormai sono parecchi anni, tanti. Questo gruppo, una ventina di persone, si riunisce una volta al mese, la seconda domenica, il secondo giovedì del mese, per fare una preghiera nella chiesa di San Gerolamo, dove c'è il mosaico di Padre Pellicon, gesuita, che raffigura un po' questa storia. Ecco, c'è il Gesù che porta sulle spalle l'uccisore, che tiene in mano una pietra, ma sotto quella mano c'è un'altra mano che sostiene la prima mano, ed è la mano di Gesù. E di là c'è il beato Bonifacio, già beatificato. Preghiamo la preghiera delle ore, il vespro, con la preghiera finale, poi ci scambiamo qualche notizia su quello che sta avvenendo, o qui da noi, in Regione, a Trieste, o altre iniziative in Istria, a tentare di portare avanti questo. E poi organizza pellegrinaggi di vari gruppi, ha messo in piedi attraverso due giovani, Eric Morato e Giulio Bartoli, un sentiero che parte da Trieste, un sentiero per percorrere a piedi tutto o in parte 115 km, parte da Trieste, attraversa 3 stati, arriva a Cittànova e tocca i luoghi principali del ministero o della storia di Don Francesco. E poi cura la pubblicazione di alcuni libri, di alcuni testi del Beato, in modo da diffondere un po' la conoscenza di questa storia. Io riprendo un po' il discorso del coraggio che diceva il Vescovo. Don Francesco non era una persona eccezionale, era una persona normale, era un prete del quotidiano. Forse oggi Papa Francesco lo definirebbe un santo della porta accanto, almeno io immagino così. Però nei momenti difficili, ma anche sempre, era sempre presente con la gente. Lui aveva 2 grandi legami: il legame verticale a Dio. Nulla faceva di importante se non dopo aver trascorso un tempo di preghiera. Ne cito una soltanto, ma sarebbe lungo. Lui scriveva tutte le omelie. Ci sono dei quaderni di tutto il tempo che è stato 7 anni a Villa Gardossi, con tutte le omelie. Lui, prima di scrivere quelle omelie, passava un tempo di preghiera davanti al Santissimo Sacramento. E il secondo grande legame era con la sua gente. Lui rimane fino all'ultimo, come è stato detto. Altri, senza giudicare, scappavano perché minacciati. Lui sapeva che era minacciato perché erano evidenti i soprusi che gli facevano, ma lui volle rimanere tra la sua gente perché aveva una fiducia sconfinata nell'uomo. A lui sembrava impossibile che l'uomo potesse avere la cattiveria per fare del male, e poi lo aiutava a prescindere se era da una parte o dall'altra, nei tempi difficili di cui si accennava prima, se era italiano o slavo, se era partigiano o fascista. Lui vedeva nell'uomo soltanto l'immagine di Dio, quindi in base a questo era il suo intervento. E c'è una bellissima testimonianza di una signora, morta qualche anno fa, che scrive in un documento: laddove c'era bisogno, Don Francesco accorreva, anteponendo sempre il Vangelo alla sua vita, anche a rischio della propria vita. Chiudiamo, Monsignor Travisi, con un'ulteriore riflessione sulla Pasqua, e lo spunto potrebbe essere abbastanza semplice come domanda. Che Pasqua è quella di quest'anno? È la Pasqua del Giubileo, è la Pasqua che ci richiama ad essere pellegrini, cioè a non essere troppo comodi, ma invece a scomodarci per un cammino dietro al Signore. E c'è una speranza che illumina la nostra strada, che è la nostra strada, per la quale siamo chiamati a non indulgere a pigrizie e neanche semplicemente a lasciarci andare a risentimenti. C'è un amore fraterno, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, è l'accogliere la pace del Signore, la pace sia con voi, che è l'annuncio del Cristo risorto ai Suoi Apostoli. Ed è anche l'augurio che io faccio a tutti: la pace nel mondo, ma la pace anche nel tuo cuore, la pace nelle nostre famiglie, la pace nelle relazioni lì dove noi viviamo,
per cui c'è qualche cosa di bello da accogliere, ma anche da trasmettere. Grazie allora a Mario Ravalicco, responsabile del gruppo Amici di Don Francesco Bonifacio, grazie al Vescovo Trevisi e auguri anche ai nostri spettatori. Auguri.